Daghe Aria, puntata numero 31, siamo in Prade Avae e un po' puntatone speciale perché abbiamo il lavoro più bello del mondo, fare il marcà, ma non ve tengo qua, vai qua sigla. Sempre bene. Che ora sì, ragazzi? Sì, 2:30 praticamente. Io mo attaccare un botto, sì, 2:30. E a pausa pranzo con i birette e i spritz davanti un tocco. Fare il marcase è un lavoro che non è un lavoro, è una missione. Ti te ho dentro sul sangue certe robe. Oppure te ho de famiglia. Qua che si sente i fiori d'arte. Ma siamo tutti figli d'arte. Tutti gli altri 3 si fiori d'arte. Sì, Tutti sì, quanti, anche gli altri 2 scorte. Tutti 5 fiori d'arte. Certo. Quindi vuol dire, cosa vuol dire fiori d'arte? Che c'è una bella differenza. Figlio d'arte, se chi che ha i genitori che faceva il marcà. Benissimo. Dopodiché che c'è anche chi che aveva i nonni che faceva il marcà. Quindi Che terza generazione? mi personalmente sono a terza generazione. Wow. Del figlio d'arte. Dopo che c'è i new entry, che c'è qui che si è messo a fare il marcà dopo. E dopo che c'è i capeani. I capeani. Chi è il capeano? Quello che ha sposato quella che aveva il marcà e che guida il furgone. I capeani, sì, vabbè, che vogliamo per lo stesso, ma sei comunque capeani. I fioi minori. Bravo. Allora, vi presento perché sennò la gente non sa chi che sì. A me destra go, chi sei che go? Alberto. Di dove vieni Alberto? Da Camponogara. Camponogara, paese più importante del mondo. Certo. Aspetta, scusa. Scusami, no, volevo dire Alessandro da Chioggia. In mezzo che Alessandro da Chioggia. Alessandro da Chioggia. No, volevo dire se Camponogara che il campanile è il terzo del Veneto. Sì, come giusto, sapevamo. Scusa Ale, scusa. Ripresentati. Noi altri invece avevamo una colonna col gatto. Cosa? Mi raccomando. Mi so da Legnaro, so a destra nostra perché non... E a Legnaro che mi ladri. Te smette che le dite come te chiami? So Mali, Diego. Diego. Quindi Alberto, Alessandro e Diego. Ok. Dopo che abbiamo anche i due scorte che se... Mi so Lazza, vengo da Vescovana, numero 1 Vescovana. Io anche a metro. Vescovana sì, in Italia? Sì. Sul serio? Te lo giuro. Non ho mai sentito parlare di Vescovana in vita mia. No, scherzo. Se te scrivi su Google Vescovana ti risponde ma. E qua dopo chi che avevamo? Io sono Nico e vengo da Marcon. Marcon. Cazzo, ti hai fatto la strada per arrivare fin qua. Stanza, dai. Però quello da Vescovana di più. Io uso il numero 1. Mi sa di sì. Che c'è il tunnel. Che sei il tunnel che sei un tunnel che ti porta da Vescovana. Dico a beneficio di chi che ascolta. Sì, 2:30. Prima di arrivare qua dovevamo cominciare a un botto. Però da un botto ai 2:30 che bevuto da quanti sprisse e lì veo se quello che potrei sentire. Allora, noi come ambulanti volevamo fare entrare Medrano nel mood dell'ambulantato. Ti desidero parlare in italiano, attento. No, siamo io, scusami. Allora, occhio, che se do regole, se parla in Veneto e non si bestema. Perché c'è anche una terza qua, se beve. Ecco, dopo chi che va sui social vede che se foto e il bevere non manca. Ora parliamo subito del vostro lavoro. Vai. Partiamo da merce. Se va a caricare dai grossisti. Adesso andiamo anche qua a Padova, i grossisti quei che una volta gli erano distanti, perché tanta roba viene comprata da grossisti cinesi, diciamo la verità, oppure con te mobile. Ci sono solo sì. Che se sono ori. Italiani che fa grossista non esiste quasi più. Non esiste più. Tranne me che compro solo da italiani. sì. Anche a te compri solo da italiani. Mi compro solo da italiani. Ti cos'è che te vendi, scusa? Abbigliamento da uomo. Ti invece Alessandro? Scarpe per tutti. Scarpe per tutti, via.
E ti Abbigliamento donna. Alberto, abbigliamento donna. Anche all'intimo le signorine vogliono roba di qualità, quindi Sì, solo roba è italiana. il figlio di Scozia che È non figlio te de fa che non te fa irritazione sulla patata, capito? Che vuoi un fiale. Adesso pensa che vende anche il bambù, io. Che sei E che infilato vende- in bambù. E che vende il bambù alle ragazze. I grossisti quanto distanti sei da qua? Perché abbiamo Camin sotto Padova che ha un centro grossisti, ma vi altri credo che ne caricare anche a distante però. Che se varie metodologie. Metodologie del lavoro, diremmo. Se ti a roba te ha fare a Firenze, so in Toscana. Se invece la roba te va in cerca di robe più fighette, bisogna te passi in Lombardia. Se invece te contenti di quello che arriva, e allora te vieni qua a camminare a Padova. Comunque, non è denigrante. No, cioè è uno un che metodo di lavoro. bravo, se uno partisse domani e diria guarda te vai a camminare, ti impedisce il furgone e ti viene a marcare, è abbastanza semplice. Semplice. Sì. Esatto. E in linea di massima, uno quante volte sai che va a caricare in settimana? Beh, dipende sempre dalla stagione. Giusto? Perché che se stagione che si va di più è manco, però al manco una volta a settimana bisogna andare, insomma. Al manco una volta a settimana. Sì. Ma dimmi. Dipende moltissimo da che tipo di lavoro che te fai. Se ti te lavori con merce svelta, ti puoi andare a caricare anche tutti i giorni. Sì, ti te finisci il mercato e vai a caricare la tua robetta. Se invece te lavori con stock o con robe più grosse, e ora te punti più sul prezzo, e di conseguenza te carichi un blocco a inizio stagione e man mano te lo devi via, che tu Che capisci c'è anche come. gente che fa magazine in casa, Ma magari ha un tantissimi. garage, ha una stanza e Che c'è c'è un uno- magazine in casa. Che c'è uno che dice voglio vendere a stock, trovo che che il magazzino pieno di roba, io compro tutto, parto da 10 euro o parto da 50 euro e dopo man mano che passa la stagione man mano io porto a 20, a 30, a E va 10, a 5 e vado all'esaurimento e quello Bravo. carica una volta solo. Esatto. Dipende da che metodologia del lavoro che tu vuoi Esatto. fare. Prima di tutto, come sai che definì il banco del mercato? Come lo chiamiamo? Il banco? È il banco. È il banco, ok. E il lavoro è quello del... Neanche dicevamo il marcaroi, però il marcaroi era una roba che si diceva una volta. Adesso come se l'ambulante... È ambulante. Ambulante. L'ambulante io ce l'abbiamo fatto noi. Sì, anche come definizione a te cos'è ambulante? Sì, Mi pare di sì, giusto. A te, per chi che non sa, e codifiche del Ministero del Commercio, insomma, praticamente. Pensavo che a te conosco, sai? A Come te stai? conosco, a te conosco. Ma quando che te vai a comprare, no, e te vedi un articolo che magari non te metti in banco, te dici, questo qua potrebbe funzionare. Che colpo di occhio sai che vuoi per capire questo è una roba che va via come il vento, oppure è una roba che potrebbe restarmi in suo scatolone a fare polvere? Che vuoi anni di esperienza, Che vuoi esperienza, Io bravo. gli ho detto la stessa roba, se c'è mai esperienza. che vuoi sbagli e impari. Errori e correzione degli errori. Sbagli e impari, sbagli e impari finché ti impari. E mi invece vado dai miei e che dico, quasi è l'unica roba che non te va via, perché tanto mi lavoro qui tedeschi. Qui tedeschi? Sì, perché faccio tutti i mercati del turismo e che dico, cosa sai che non te venditi qua? Guarda, l'unica roba che non vendo è questa e questa. Dammi amiche te vendo mi, basta che te me fassi bene. Anche questa è una tecnica. ti raccuri? E mi raccuro tutto, vedo, capito? Perché tanto, tanto i crucchi sai niente. Non va a insegnare con Tanto in poco, Germania non mi sente. Dopo che vuoi l'istinto, è come l'attaccante che arriva al Bayern e fa rovesciata a fa gol. Là quello te lo è perché siamo figli d'arte. Quella voce di Vescovana. Scusa, la voce di Vescovana. Saggia. Dimmi, Adesso, dimmi Stea. ti te vendi intimo. Sì. Ti te vendi intimo, quindi intimo vuol dire mudane, canottiere, calzetti. Cos'è che sei quanto. anche di intimo ancora? Regiseni, Perizoma. perisomi. Vai perisomi, tira ancora. Insomma, che Anche da uomo. I che era una volta adesso gli uomini Sì, Omani non mette tutte le neanche... mutande Niente. qui fermo un attimo su di te, visto che te il microfono. Quando che uno viene a comprare su un banco dell'intimo, non sai che puoi provare la roba? Se fatica? No, non No. si può. E a taglia, come che a veste, eccetera. Ti te che da consigliare, quindi te che da dire che guarda, Bisogna questa avere qua te sta, occhio. fammi vedere come che ti si messo, te che è il culon, te che te si grasso, te si magro, Bisogna così. avere occhio. Devi avere occhio. Anche a quello, come dicevi i tuoi colleghi, esperienza. Sì, Non che sei niente quella ti è innata, secondo me. Cioè, Anche a te non ti si fioro d'arte, quindi Purtroppo, cioè, se puoi imparare tante robe, ma alcune te che hai nel sangue, te che appunto. nel sangue. Ti te guardi qui tutti i giorni praticamente. Sì, ma dai 60 in su, però. Casino. È un casino. Erca. Non sei facile. È un lavoro complicato il tuo. E mica mi tocca guardare gli uomini, te pare che non sia. Vabbè, insomma, a guardare i capelli, forse magari.
Piatti non lo vedi, però sì, forse lo vedi dalle foto e hai capelli azzurri. Che in pandan con la camisa non stai neanche mai, tra l'altro. Anche col microfono. Anche col microfono, che mo dai il microfono azzurro apposta. Principe azzurro. Esatto. Quando ne è caricare, vi cerca mai il grossista di proporre qualcosa che hai uno che va via? Ovvio. Ah, ovvio. Cioè, sempre. Solo. Sempre, solo quella. Questa è la base. Cioè, mi personalmente, come voglio caricare, non voglio che mi segua nessuno. Perché io dico ai commessi che te dammi, non voglio nessuno, mi arrangio. Perché? Perché come che te chiedi tutti, io di te cassa quello, ma come che faccio un miso al banco mio? Ovvio, cioè se chiama commercio, cioè, ovvio che non si dice. Non si dice il nome del... non si può fare pubblicità. No, nel senso Comunque che, si chiama come? il banco mio si chiama La Gina in Prato. Ok. No, nel senso, anche a me che discorsi se ho un paio di braghe che non mi va via, spiso più qui, che non fa qui che va via tanto. Tanto qui che va via tanto, prima o poi va via. Bravo, ognuno fa il suo lavoro, giustamente. Esatto. E una volta, parlo di una volta, ma neanche tanti anni fa, gli era tanta roba contraffatta. Oppure coi nomi che pareva questo qua. Tira ancora che è roba. Zero. Però se te vuoi con un aneddoto. Mica un aneddoto al mercato di Chioggia, come mamma e papà, parliamo degli anni 90. Magliettina, Ale, te lo giuro, la magliettina della Coste. Come si chiama? Coccodrillo, con la bocca aperta, però non sarà, con la bocca aperta. E che mio papà ha fatto il cartello con scritto Lacoste 10.000 lire. E ci arriva una ciosota fa, ma quanto costa? E qui in parte fa, e non ti vedi che c'è scritto Lacoste 10.000 lire? Te lo giuro. Te lo giuro. Allora dammela. Che detto. Però che sia ancora gente che vende a borsa falsa del Non si Prada, può Louis neanche. Vuitton, che roba. Non si Passa può. i vigili, te porta Non via si può. tutto. Te vai in galera. E invece chi che vende roba di marca, ma proprio originale, che Certo. Gesecchi che Sì. ha, Ovviamente se seguito da regolare fattura e che va dire, ma se te valdi anche qua che c'è banchi che ha roba dell'Adidas, roba della Nike. Sì, certo. se può. Certo. Magari tanti che ha sia il banco che a bottega addirittura. Certo. Quindi vende la stessa roba della bottega e vende anche al marcato. Può E essere. costa leggermente manco o costa CG più o meno? Ma magari se seconde serie, magari Ok. se Seconda gli scelta. avanzi di qualche negozio, magari c'è stock che non si andava via. è a stagione precedente che sono andate in stagione moda, precedente, sì. così che robe ha. Che se banchi che vende roba del lusso invece, ma non parliamo di roba del marca, roba del lusso, che non è marca, ma che se de un profilo de pregio. Diego ha un banco che vende un post alto. Ma che lo famo dire io? Mica ho deciso di cavare via tutta meno aia, come si dice qua, meno aia. meno aia, e eliminare tutti i prezzi bassi e vendo roba più cara rispetto a tutti quest'altri. Ma non te rischi che qualche donna arriva e fa oh madonna quanti skate sta No, roba? tutti i giorni mi succede e mi mando come che arriva e mando e io faccio presto Dove mandi tu? e mando a comprare dove che vende a manco venuto che Dopo che c'è mercati molto importanti in Italia dove che veramente i vende pellicce da 5.000 euro, i vende calzature grosse, dopo dipende. A Vescovana, per esempio. A Vescovana. Vescovana E poi il marcava Vescovana. Che se il marcava Vescovana? sì, io Non te hai idea ti che ti sia Vescovana, non te sai fai che mezzo i campi però. Ok. Mi sa che ci apparemo. Mi scriverà il sindaco di Vescovana dicendo che non parla mai di Vescovana. Però no, non siamo di parlare mai, siamo di scherzare, ovviamente, fa solo per ridere, insomma. Dai. Voi altri quando ne fare a spesa, diciamo a spesa, insomma, è il carico, no? Devo anche insieme delle volte per spuntare un prezzo meglio, oppure non si fa ste robe? No. No, Alcuni ognuno va per i fatti suoi. Alcuni ha gruppi d'acquisto, ma i gerari. Forse si stock grossi, magari cioè tipo se uno sa che c'è un stock di 40.000 capi, io trovo e magari trovo dei colleghi, però è difficile perché comunque dopo dentro che c'è concorrente, Sì. è molto raro. E posti segreti dove che te sei solo che ti che lei vende certa roba. Come qui che va a pescare? Esatto, che va a pasturare dopo. Non si può parlarne. Su questo top Anzi, non secret. si può Dopo sì che parlarne. ognuno ha i suoi. È come qui che va a funghi. Quelli che va a funghi sa ancora peso dei pescatori. Bravo. Se è vero.
prossimamente puntata sui pescatori e qui che va a E i funghi. fungadoi. Esatto, devo scovare dove che te aveva funghi. Che se mai state le volte che vi comprate a merce convintissimo che va via e dopo in realtà a te se resta 100.000 100.000 volte? Sì, Così la ovvio. maggior parte dei compere. Sì. Può capitare, insomma, e se tutta esperienza. Beh, sì, Ovviamente fa curriculum. l'anno dopo, l'anno dopo non ho dato di più. Che se un posto, diciamo così, dove che te sai che l'anno te ve perché te farissi barufa. Tipo Con i grossisti. No, esatto, con i grossisti. Perché che se grossisti penso che sia Certo, quei che se certo, più certo. diciamo laschi te puoi contrattare Sì. e quello che dice questo è il prezzo e questo te vendo. Non voglio questioni, E no ora- questioni. Sia tipologia come vendere al mercato, anche tipologia dei grossisti. È tipologia Quei che ti contratti, quei che a prezzo fisso. Dopo ti dico, baruffa. Come Ma- c'è a fare skate? Non te ne c'ava un caso. Ti fai a baruffa. Non ti fai neanche a baruffa. No. Che dice, cioè, se uno ha un prodotto talmente forte che se te lo compri te lo vendi, anche se non ti fa sconto, il cazzo ne frega. Vabbè, uguale. Sì, ok. sì. Te dici questo qua tira. Questo tira, vabbè, Io stesso, voglio. sì. Anche se si attira, anche se quello che me lo vende ha una brutta faccia, amen. Anche se ha una brutta faccia. te frega niente la faccia. Niente da faccia. Sì, io da vescovare. Un po' proteso. Poi anche a campanile basse. Dai, noi a Caponogara siamo il terzo nel Veneto. Eh sì, abbiamo sentito. Sì, ma lo diremo più volte. Perché il anche. secondo è la Vescovana comunque. Come il secondo? Sì. Il secondo sei al Doio, ma Ma cosa vabbè. si deve dire? Siete sicuro? Si Sicuro. diceva Ammazza. è il secondo più basso. Dovevo fare un sondaggio. Sì, ma anche da puoi fare anche un referendum se te vuoi. Cioè. Vinse il no. No, vinse il no. Forse non abbiamo neanche a Tanto in campanile. Italia aspetta un vince attimo sempre che no penso. per tutte le robe. Butta una roba, no. Non è neanche al tabaccaio, la vescovana, non è neanche una gelateria, cosa tu chi abbia? Mi sa che mi scriverà il sindaco davvero. Voi altri invece personalmente Sì. frequentavi il Marcà? No, perché si qua il Marcà che lavorai, però nel senso, se dovessi andare a fare un giro, un giorno libero, anzi sono in ferie, andai a fare un giro al Marcà voi altri. Gli ha preso roba che ti possa succedere, se che la moglie ti dica andiamo al mercato. Peso ancora andiamo al centro commerciale. Mamma, Dentro di te ti senti cascare tutti i nervi, i bracci, roba. E ora, No. dal punto di vista mio, e qua vuol dire che interagisce anche a Diego, se ho un giorno libero, vado al mercato. Perché? Perché conosco tutti. Adesso, Diego, fanno perdere il giro. Fanno anche. perdere il giro. Diciamo che lavorando tutti i giorni non abbiamo tempo neanche di andare più di tanto al mercato. No. Però che sei fiere, che dà tante soddisfazioni, Eh? perché che sei trippe da mangiare, i folpetti, in base alla fiera che te vai. E comunque con te te conosci anche i colleghi. E dopo che te tu conosci i capisci. colleghi, te metti i coglioni, te fai sul gruppetto, Te fai te vai a batteria. mangiare, te fai batteria. Ecco, diciamo che il centro commerciale, anche per me come pareo, se Centro La morte. commerciale è la morte. sì, me compassionale dico che il centro commerciale, però è fiere e mi dà tanta soddisfazione, sia quelli che faccio che quelli che non faccio. Ma mi comunque anche se vado all'estero, in Eh. qualche città fuori mi piace al mercato. Ma i Marcà forase diversi dai nostri, mi penso sempre al nord Europa, i Marcà come chi si è fatti, dei volte vardo. Per esempio, una tipologia del Marcà che qua in Italia esiste qua a Padova, che è il mercato coperto, qua dove che è Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, che è il coperto, quei botteghette. E sai, Se te vai Barcellona. al nord Europa è molto più comune, perché comunque il clima è diverso e d'inverno è già strutturato. Per esempio in Finlandia si chiama Kaupatori, e che è in tutti i paesi. Ogni paese che ha il mercato coperto, in inverno la gente va. ma anche da roba da vestire o solo Tutti, che alimentare? se più che altro alimentari. Che se qualcosetta anche di bigiotteria, roba da vestire. Ma io ripunta più sul cibo. Se è vero, se più sul cibo. Più sul cibo. Sì, sì. Caupatori. Kaupatori. A Capatoi vende. No, Kaupatori significa mercato coperto in finlandese. Vabbè. Che figata, Kaupatori. Kaupatori si chiama. Io ho visto il film di Checco Zallone su Finlandia. Dite, no, ieri la Norvegia. Ah, beh, è uguale. Sì, siamo guardati di No, di Svezia 300 era. km. No, ieri la Norvegia. Norvegia. Sì, chi si occupava tutti perché era notte tutto il dì. Diciamo che d'inverno se dura Non si va bene qui. ti fai un par di ore del sole al giorno, ma se te pari da nord. Dai, Vabbè, insomma, boh, vi altri comprei mai online? Perché sei una bestemmia per uno che fa marcà. non è Mai vero. al mondo mi non ho mai comprato niente online,
Me mogliere sì, infatti baruffo tutte le volte, ma che sia mai che mi compra online. E da Vescovana arriva roba No, online. mi sì, perché non è niente a Vescovana, mi tocca. Sì, anche se Amazon arriva a Vescovana. Madonna. Ora... Sì, magari il 4x4. O il drone. o il drone. Esatto. Ora, sfatto, non è vero. Non è vero. Adesso C'è l'ombelico del mondo, se basta, tu basta, no, siamo a screditare un paese che è bellissimo. Esatto, basta tranquillo, scherzare su Vescovana. Basta. stupendo. Che- 3 famiglie. No, 2 famiglie così. No, e ora, intanto sta roba, posso dire, sta roba dell'online, se vedo che fanno gli altri, ma secondo me, è nata proprio tipologia del lavoro. Cioè, noi Sì. altri vivemo col rapporto umano con le persone. Questa è un'altra vita. Anche a me mi compro, domani mi serve un carrelone per la bottiglia, me lo compro online, non ho coglioni e dammi ora autore, vedi. che tu capito. Eh. Però è il rapporto che abbiamo noi altri, uno che via al mercato. Caro anche da sentirsi dire ciao, come stai tu? Dove vai tu? Cosa? Sto in ferie, sto in casa, cioè è nato lavoro. E se ti dite sta roba qua, uno che ha gente non che parla neanche, è che fa solo conti, capito? Perché fa solo conti, non che dice neanche ciao. Dice, E tu tedeschi? No, invece è vero, è il valore. Cioè, Sì, c'è il valore aggiunto. Guida parlare. Te a parlare Adesso- come chi parla a Vescovana. No, che è roba che fa differenza al mercato, che comunque che è il rapporto umano, appunto, cioè che a persona si ferma perché te che si ti. Cioè, Perché te vuoi ti? perché te vuoi ti o chi che sei insomma nel banco? Te vuoi il ecco. fio di Scozia? Vuoi il fio di Scozia che ti o tiri e non finisce mai. Mica un roccheo da Come i Scozia rotoloni fin qua Regina. chi tira il fio di Scozia. È un rotolone regina, Dio. Abbiamo Ma- fatto pubblicità, però aspetta. ferma Vabbè, tutto. ma il fio di Scozia ormai è internazionale. Se te vai in America, ti domandi un par di mudanti, ti domanda filo di Scozia? Subito, perché il filo di Scozia è importante. Che poi, che cazzo sia il filo di Scozia? Ma che cazzo ne so mia. Ma mi basta solo. basta che va. sia scritto Basta, su Basta etichetta. che io scriva- scriva, lei sta lì dentro armato. Ti vendi a È posto. se cotone alla fine, È voglio dire, cotone. è cotone. Quello che scrive etichette sulle braghe, sui mutande, è se stesso che scrive quelli dei baci perugina. Si inventa le robe. Prima guardavo Ale che vendeva, dite che è un banco che vende scarpe, savatte, calzature in generale, no? Dite che è tutto quanto metodicamente diviso per taglia. Che sei una figata, perché dico, guarda che metodo di lavoro intelligente. E una savata soia, che sei a destra, giusto? Destra, destra. E sotto il banco il gas a sinistra. Uno non ti puoi ciavare a destra e stare senza a sinistra, quindi non ti frega la roba, se è ovvio. Dipende quanti piedi che ha. E te cadi uno con la stampella che ha la gamba soia. A ti ti ridi, ma è già capitato. Ma davvero? Davvero sì, ti vedi che espressione che ho fatto. Cioè, se spiegava presenta uno con la gamba soia e che aveva una gamba destra. Infatti qui che manca la gamba a sinistra neanche noi guardiamo. Ti devi fare subito quella che sia la gamba buona. Sì, guardo la gamba buona, amico, ragazzi. Sì. Per esempio qua che se Nemo dal 35 anche credo il 35. Che se, Anche manco. anche a manco, sì, Anche è a sabatella da putea praticamente. Esatto. Ma da taglie piccole a taglie grandi, principalmente robe da donna, ok? E te che da tenere un sacco di roba, i numeri sono tanti. Vuol dire, come anche le taglie di chi che vende abbigliamento, è tante. Uno tiene XS, ma quanta gente c'è che ha XS? Ma che sei più gente magari adesso che ha XXL magari, perché insomma siamo tutti... Parlando di te no proprio. No, a me amico sono una ciughetta. Però vabbè, insomma. Ho dei colleghi che vende maglie che sono fortissimi con le taglie uniche. Adeola. È taglia unica. Roba che mi dà Signora, un fastidio, questa è guarda. taglia unica che va bene a EA. Certo. Buongiorno, sia taglia unica come te. Unica come... E con questa Comprata. è conquistata. La taglia unica è il futuro del commercio. Io ho provato con le scarpe taglia unica. Niente, no, cioè. è fuso. Non sono riuscito Ma bene. forse sei in base a uno. In uno Sì. quanto che si taglia è onge. Ma go credesto però. Ho detto anche Che ha messa tutta. tutta che io ho messo. Niente, porco, che voleva ognuno il suo numero. Invece Guarda che siete il cancro esigenti, di Alberto e lo che dice taglia unica come te.
e tutto gira intorno a te. Ma scusami, ma su un sandalo anche se va fuori qui dei davanti cosa ti interessa? Ansia, sei vante coi dei sandalo. Sei vante per Ma se una scarpa se massa grande, che medio fai cotone in punta, cioè, una volta se faceva ste robe, ti compravi in Cressere, va, Medrano, tutto Niente. con roba, tutto quanto niente. La gente voleva bombaso solo- davanti, niente. Mi detto, ma cosa sì che avevo fatto per meritarmi questo? Cosa sì che ho fatto? Tornando sempre al discorso fornitori, quando che ne hai a comprare all'ingrosso, no? Parti già con un'idea, con un budget, oppure ti dici vago là e vedo cosa che sei. Diciamo che te parti con un budget ma te lo sfori sempre perché dopo te trovi l'articoletto che ti piace, te vedi la roba che ti piace e alla fine non sai mai che te compri, il budget va sempre superato, sfori, sempre Come superato. fare aperitivo? A parte che te bevi lo sprizzetto. Che ne bevo una. Dopo ti Bevo una bevo anche biretta il secondo. stasera che ne bevo una e Sì. alla fine Sì, no, se fatica, effettivamente mi rendo conto che Sfodi sempre. te sfori perché comunque è roba che te vedi che puoi andare e ti attira e ti dici questa qua fa business e alla fine. E comunque te che è l'idea che va via. E sì che se non va via un qua, andava via domani, ma intanto porti casa. Vi altri vi sentite delle volte precursori delle mode? Nel senso Da sempre. Io lo sono. nel senso questa qua propongo solo che perché voglio che a vaga fora che ho proposta mi capito. E dopo gli altri si adattano. Sei proprio così che ti acciappi in culo. Dici che ne compro Sì, tante sì. e dico solo che Vai. e invece no. Segui il filone e porta a casa i skate. Oh, che sia un articolo che vi ricordate che vedere sta app davvero degli anni. Lo dico un anno, al manco però. Qualche savata, qualche canottiera con scritto Yo, gimme five, robe mi così. ricordo il magliette Smile. Smile. Parliamo degli anni 90, Sì. 90, robe del mio papà, caro. Che ne che va a comprare forse troppe. Dio buono. E così finì la trasmissione Smile. Non andava più. Ti ricordo però quella là con Sì, con l'ometto, con che l'ometto, ride, qualcosa gialla, che che sì. ride. Che era quella degli acidi praticamente Sì. in Inghilterra. Bravo, comunque secondo me Diego qualche camisetta vecchia a casa raga. parliamo di me che qua Eh. mio papà in eredità qua a casa credo che più mi dà a casa piena di Camicie. strasse, camicie vecchie, roba invendibile. Neanche stiamo amici a pochi euro. E dopo Un mi fiato, sono volta. inventato di metterla a pochi euro e ti dico che come in una camicia che aveva la bandiera dell'America, cioè era fatta proprio la bandiera dell'America, era robe impresentabili, Ma però non so se qua in prova si vede che diventati americani Andava a comprare uno da e Vescovana. ovviamente è da via, ma non so se ha vista da te o da tuo cugino è a camicia col coetto di ricambio. no, che avevo anche le camicie che aveva la braghetta, camicia in flanea, qua braghetta curta in flanea. Cioè, è una roba mostruosa che si poteva vedere. Top. E ora che vedevo a camicia la gente e braghette che dicevo che io strasse a furbire. Cioè, forse ti non te che capito. Cioè, E ora Eo che aveva una casa costruita da suo papà anni che fu un giorno per me fioio. Siccome che il lavoro andava bene, cosa che aveva fatto suo padre? Ha ingrumato le camicie. Ingrumato piena di camicie. Col doveva sposarsi che ha detto mia casa te la dago. Però te che da sposare le camicie. Ti ha svuoti, mi hai detto. La statura. Bisogna dire che la statura. Ma io l'ho fatta un po' a volta. Mi sono sposato un po' più tardi, ma Sì, l'avevo sì, fatta. che da via le camicie ti sei riuscito a Esatto. riletto praticamente. Parliamo invece di tutta che altra roba che riguarda partire, dopo che ti hai fatto il carico dei grossisti e roba, partire la mattina. Can, ladro e porco, quasi è la vostra bestemmia preferita quando ti vai a partire la mattina? Tutte e tre. Tutte e tre. E diciamo anche in sequenza. Una trio che altra. Ma anche ripetiamo. Sì, è come un mantra. Sì, alla no, fine. non è. È un Non te rosario. potrai mai abituate. No. Un rosario ogni tanto via baita grossa. Dopo se niente piove, ciao. Aspetta, quando che piove, cosa succede? Te guardi il meteo adesso che sono tutte queste app del meteo che ti dici vado a vedere che giorno, che domani magari piove e invece dopo non piove che se il sole ti dico sto in letto. Che se varie idee. Chi parte sempre e Comunque, Chi che vende ombrelli. chi che che vede vende un ombrello, brand, che che apre va la- del culo. Stivai anche. Anche stivai di gomma. Stivai di gomma, non so mai.
Adesso torna all'otto. Dopo dipende tanto se il marcaggio è distante Anche. o se l'è vicino. Che marca che sei, perché se marca sei che sei. turisti magari viene fuori sotto la piova e io non ho problemi. Se fai un mercato turistico, magari qui che si in ferie, bianco lo stesso. Certo che se te vai a Vescovana te puoi stare a casa. Ah, ecco o no? No, vabbè, i turisti a Vescovana viene sempre fuori alla fine, cioè, noi ci divertiamo sempre. Dico una grossa solidarietà nei tuoi confronti adesso perché No, ma mi io capito, sento pare cioè, chi abita a New York City. sì, infatti, no, uno da Campo Nogara, uno da Ciosa e uno da Legnano. Voglio Sai dire. che è una frazione, ma non è che siamo proprio in cui. Vescovana è una frazione? Ed è cosa? Si può dire culo, sì. No, perché non te mi fai i bip. No, no. Ma c'è una frazione di cosa? Ma la frazione di cosa Vescovana? È tipo un quarto, un terzo, una roba così. Tipo... Ma non fa comune Vescovana? Certo. E allora che Ah, frazione che è? frazione è comune no? No, Cos'è? vabbè, è piccoletta, voglio dire. Vabbè, ma anche per Maore potrebbe essere stato ecco. a parte, per Certo. esempio, Ma ed è prima piccolo. ore pare una preghiera. Prima. Allora, quando che se sveglia, se parte, se va al marcà, tappa il bar prima di arrivare a mettere su tutto, oppure se fa tappa il baretto, se mangia il croissant e beve il caffè dopo che ti hai messo su No, il tutto. croissant fa mai. Nessuno Croissant fa- mangia No, il cosa. croissant. Nessuno mangia il croissant. Io mai, guardate, mangia panini con molta idea. Ok, qua me voglio. Zuccheri. Cioè, no. I zuccheri che robe hanno. No. A parte Ale che tutti i sabati mattina ga qua in pasticceria che non spai fare pubblicità da pancera in Prato e ho messa in parte il Sacro Graal che è a sobrioche con le mandoette. Brioche comando Chiama Sacro Graal, qui diva Ale vuoi il Sacro Graal se vase e poi tipo quella Fumo. luce sei tipo Pulp Fiction E poi un vescovo da Vescovana. che dà il Sacro Graal. Ma sempre però dopo che ti hai montato il banco. Sì, sempre dopo. Prima di tutto se mette su Prima tutto. tutto se In lavora. maniera Ok. che a testa sia libera da tutte storie. Allora adesso vorrei che facessi un applauso a Gaggio. Vabbè. Un applauso a Gaggio, adesso un applauso davanti. Non qua, te un il tasto applauso che perché- fa partire. Beh, Matteo e Flavio. esatto, Flavio e Matteo Gaggio. Matteo. Perché Gaggio che ha inventato un dispositivo che adesso guardo qua in giro, adesso siamo qua al Marca Padova, per te vai, non che se nessuno che non ga. Cioè guardate torno, Gaggio, tutti ga a tenda de Gaggio. Quando Però che guarda che adesso così te fa arrivare l'agenzia di entrate, sta fermo un non attimo. importa, non importa. Sì, cioè, mi sta roba qua, quando che vado al marcami sono uno che osserva, sono un osservatore scrupoloso e vedo cavolo, tutti con la stessa tenda, con la stessa marca, eccetera, vuol dire che questo qua capivo prima degli altri Beh, che certo. era una roba che funzionava Beh, certo. e che serviva. Quindi un applauso a Gaggio perché Sì, Ga, sì, sì. Ga ha avuto veramente Niente da dire. l'idea della Ottimizzare il lavoro. esatto, il tendalino Automatico. come cazzo si dice? Automatico. Automatico. Automizzato. No, non so attenda automatica. Tenda automatica. Strugo un bottone, Tu se verse con tendone. te comando manca. Ah, con te comando? Certo, con te comando schicci e se verse te alzi e te sbassi. Perché mi ricordo Con te di comando. marcare quando ero boccia piccolo. Temporale improvviso, tempo brutto, voleava tutto, voleava in breoni. Certo. Quante strughi bottone, sarà su tutto, tiro su la roba. A proposito, quando che sei brutto tempo, vede una mamma mettere via roba oppure ognuno pensa al Sì, suo? No. Cioè, ognuno Stiamo pensa a al casa. suo. Prima di tutto. Prima metto via il mio. Ovvio che se ho finito vedo qui in parte che sei in merda, Intriga. sei che dà una mano. Sì. Anche se te sta sui coglioni. Beh, dipende chi che l'è. Dipende quando ci coglioni che te stai, insomma. Dipende quanto sui coglioni che te sta. Se te sta dando sui coglioni perché puoi portare anche la roba così si bagna. Però a parte... Sì, una famiglia, voglio dire, Sì, per rispettare come lavoratori, Beh, adesso- però che anche comunea. Beh, adesso, anche perché siamo... Abbiamo il background, come dire, da Drio, da Non gente cagallo, che... No, cago. Abbiamo dietro le quinte. Cioè, nel senso che siamo sempre qui da bambini. Sì. Cioè, siamo i fioi degli De ambulanti. quei. E sì che cogliamo putei, andiamo qua, sì che ci conosciamo da sempre. Aspetta un attimo, che cosa si chiama vicina il figo del Marcà, che devo parlare prima. Come ti chiami, scusa? Davide, Da dove sei tu vai, Davide? Castelfranco Veneto. Da Castelfranco fin qua. Cazzo. Cazzo, ma Padova, perché siamo a Milano, voglio dire. Vabbè, però cazzo, mi fare 60 km mi rompi i coglioni. Ne posso manco Dipende un per attimo, lavorare. che pare Dipende che quanti sia- scariche te ciapi, però. Sì, è vero, quello.
Solo perché a Padova ci sono le ragazze più belle. Guarda, non te puoi parlare che in è una italiano, regola su sto oh. podcast. Sito da Castelfranco, te parli come chi parla a Castelfranco. Niente, non te viene. Sono troppo giovani. I giovani non parlano in Veneto, sta roba qua mi fa girare i coglioni, però va bene lo stesso. Comunque no, voglio fare una domanda perché sì, do banchi, de scarpe e calzature, no. Però de due tipologie diverse. Quindi dici scarpe potrebbe essere questa roba, ma in realtà sono due robe diverse. Ma se diversa la roba proprio. Certo che non so convinto. Cioè, nel senso che io la butto sui banchi e invece io la tengo sulle scatole. Esatto, io ho una tipologia di Tipologia disposizione diversa. completamente diversa. No, voglio fare una domanda, visto che si avvicinare, io faccio su una sigaretta. Che Speriamo che sia una sigaretta, Sì, tra è una l'altro. sigaretta, no. Smetti Perché subito lei è il giovane, fumo, parla ti uccide. italiano. È una sigaretta. Perché che altre robe non ti uccide? Tu uccide, te fa solo che bene. Vedo tutto quanto disposto in maniera metodica, geometrica, così. Che scuola che ti ho fatto? Geometra, perché Geometra, sì. immaginava che e se tutto squadra perfetto così ti arriva uno che ti mette in mano sulla tua roba e ti mette fuori a posto e a savatta te mette DA e a prova dopo a mettere sul posto sbagliato eccetera, non ti gira un fiai i coglioni. Infatti li mando al banco di Alessandro. Ti mandi DA a rumare praticamente. Femo conto che ti arrivi presto la mattina, giusto? Che c'è ancora gente che tagga chi fari, che te cosina a coppa, che te fa ciaro da mattina Ma presto. i colleghi? No, cos'è più sta roba del faro? No. Non vedo Lo so fari perché qua. arriviamo talmente tardi che si sacciarono gli altri. Ragazzi, stiamo tranquilli. Ecco, sì, Sì, si sa. sì. Siamo a Next Generation. No, una volta vedevo sti fari puntai sul banco, cioè, mi ricordo quello del campo Nogara con i calzetti. Sì, il faro. sì. Però no, adesso che c'è tutte luci a LED, c'è tutte LED, più non fighi, scalda. sì. Cioè, io avevo la coppa rossa e davanti era bianchi, grigliati praticamente da Drio. Era una roba grande. Oh, che mo il coega, aspetta un attimo. Sì, io da Castelfranco, ti da dove sito? Dall'Oreia. L'Oreia! E quindi, quindi io non parla italiano perché chiedo l'Oreia. Esatto. Che domandavo al tuo collega socio, non so, se tutta sta disposizione di scarpe, savate, quello che vendi, eccetera, così, se è una questione proprio di disposizione proprio professionale, perché non ti si bonde fare de manco, te mette così, o se è proprio un mettere a roba perché così va bene. Questo è frutto di anni di esperienza. Perché abbiamo... Sì, all'Oreia provate a parlarmi come chi parla all'Oreia, scusa. Questo è frutto di anni di esperienza. Perché mio papà è partito nell'85 a fare questo lavoro qua e che ha provato a girare le scarpe per dritto e per rovescio 50.000 volte e che ha visto che così è la soluzione meglio perché la gente entra più facilmente. Quindi dite che crei dei corsie praticamente di entrata e non di uscita, quindi che andare fuori a vedere la roba per la seconda volta praticamente, perché arriva in fondo che c'è il camion e dopo va fuori a parea. Come all'Ikea. Che te il percorso obbligato. Che non si che inventa niente nessuno, che abbiamo inventato tutto qua al Secondo me mercato. l'Ikea ha copiato il marca a sto punto, mi viene il dubbio, capito? Però ho visto che Alega e taglie messe così, ti gatto anche a te e taglie messe come che fai io. Le mie sono tutte smissiali. E bisogna cercarle per cattarne. Quindi solo ti sai dove che sei la roba, il cliente non può sapere dove che sei. E il cliente che adesso servi io, se no non catta niente. Perfetto, quindi ti arrivi e te servi. Invece io sei un po' rumo e dopo quando che ho trovato, catto e domando. Non può. Non Solo. solo e basta. Chiede si arrangi e senza andare tanto drio. Ti praticamente ti rischi in poche parole. Bravo. E soprattutto zero furti. Zero furti. A parte sempre quello qua stampè. Ti per esempio te potresti essere soggetto a un furto. Mi sono soggetto ai furti. E succede che se provo le scarpe per terra e dopo parti con le scarpe uscite. Bisogna avere mie occhi, ma a volte non basta e quindi te catti e scatole vode e savate chissà dove che sono andate. Guarda Drio che te vedi dritto, fermo anche dei pratiche su 0-100 metri, quanto che riuscimo a Che scattare. strada. Se allenemo in caso che sia cosa che Drio, insomma. Ma se che fosse veramente, se te scopri uno che si deve rubare dentro al banco, cosa sei che te fai? Ti ho batti? In realtà non si può fare niente, perché non ti puoi mica mettere che manda addosso, anche se te veniria da mettere. E quindi te che tu gli scarpe te che mandi in fanculo. Basta. Ma una volta come
che funzionava con gli autopapà nell'85. Tanti anni fa, nell'85, tu papà, cos'è che facevo? Penso che qualche spinton, qualche schiaffone sul muso si può dare più facilmente. Diciamo che se meglio adesso o di una volta, perché tutto sommato Dici ti? te vai in mezzo ai rogni e se te che tiri una manata a uno. Meglio per loro e non per noi altri. Te che hai ragione, E effettivamente. che ha paura di esporsi, per favore, basta, non stiamo entrando sì, nel no. dettaglio. Ne entriamo nel dettaglio perché qualcuno potrebbe avere il fucile sotto il banco, che non si sa mai. Capito? Voi altri, passando prima, facevo il giro con Alberto, venendo qua, eccetera, ho notato che non che c'è più i manichini. Poca gente che ha i manichini. Una volta che era sta roba che i manichini senza testa è il mezzo. Mamma che Manichini tristezza. recuperai chissà dove su qualche discarica con una camisetta o una giacchettina intorno messo là davanti solitario uno che era ma chi pa fortuna dico, Sì, meglio così, meglio così. Ma adesso che sei stampè che Sì. te stampa anzi a proposito dei bei stampè eccetera tanti banchi che te guardi no tanti ma diciamo qualcuno di piccoli negozietti non c'è più è il banco del mercato come che si immaginaimo da bocce e se di piccoli negozietti te entri proprio dentro e te accoglie che sei tappei per terra che sei un ambiente che fa l'accoglienza del È cliente. l'evoluzione del lavoro, se è giusto che sia così. Beh, tu sei così per esempio. Sì, l'immagine è importante. Perché se ti una roba te che proponi, ma su come no al mercato, su qualsiasi settore, se ti la stessa roba te che proponi su una maniera o se te che proponi su un'altra, ovvio che cambia, che tu capito. C'è l'immagine, se tutto ormai, la società vive di immagine. Però chiusa. che c'è anche gente che piace andare al mercato perché se Ruma 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 fa parte del mercato. Non puoi Ruma mancare. non puoi mancare. Cada essere sul mercato. Anzi, noi altri abbiamo delle disquisizioni a livello filosofico? No, a livello comunale proprio delle leggi che vuoi eliminare e a merce alla rinfusa. Mi sono assolutamente contro. E a merce alla rinfusa cada esistere perché Ruma al mercato esiste da sempre. Esiste da sempre dopo che sia pulito, messo in ordine, fatto bene, va bene. Ma è merce che uno abbia da tocciare dentro quei man e da ricerca da essere. Anche se il modo del lavoro è totalmente diverso. Però fa parte del mercato. È come che se Ruma tutto a rinfusa, delle volte ti capita di avere pressa andare via a casa perché ti sei finito magari e buttare dentro un fiatino alla Qui rinfusa. temporai tipo. Qui Quando temporai, temporai sì. che vabbè, sì. Quando che te che pressa per il temporale ti Sì, butti dentro come che butti vieni, dentro, dopo ti metti il giorno casa. dopo ti sistemi. Ti metti a posto casa. Un'altra roba che mi domando sempre se vi altri capi è il furgone. Qua è tutto in ordine, è bello, tutto separato. Ma se uno sfora di 10 cm, un quarto di metro, così, quello che te che in parte, cosa sei che ti dice? Stai là, Guerra. dammi aria, Guerra. guerre, Guerra. te guarda mai. Diego, guerra. Guerra, dopo diciamo che del lato, quindi col tuo vicino, quello a fianco, non ti cerchi di stare sempre in ordine perché te hai comunque da convivere con queste persone. Certo. Però dopo partite in avanti, partite davanti, che se sente che se fuori dei metri, mezzi metri, e ora uno va avanti a 20 cm, qui in parte di 30 e qui in parte di mezzo metro. Figa del botto se sarà strade, però insomma fa parte del mercato, dai. Però Se strade se strette pare che sia pisente. Bravo. Beh, Bravo. Però vige una regola non scritta, no veniamo da sola. Certo. Cioè, che tu capito, se te mi viene da sola mi giri i coglioni. Dopo, se mi il banco, mi go in concessione 10 metri, ma che ne sfrutto 5, te Totte dico, pure quello che resta. ma te lo dico, via un fiappi qua, se tacchemo, se sistemiamo, siamo in spazi Anche più perché primi. vedere busi vodi, se Fa brutto. brutto. Se brutto. Beh, ha continuità, che Certo, sia una roba certo, più che certo. altra. Uno non perde neanche il senso di essere in un posto particolare. Sì. Tra venirmi da sola, abusi vodi, ma che podcast è questo qua? Scusami un attimo. Certo. Non so. Se, te lo tagli questo. se- guarda. se- Te lo tagli questa questo taglia. moderatore. Daga il Taglia, microfono, questa daga il versione. microfono Ale. Non so permesso perché mi pare che siamo di una fuori dal seminato. sì, te che hai fatto bene. Vedo una serie di frasi che se che mi individua come frasi importanti quando che te che è un cliente. Allora, una delle robe se si ora è arrestata Dio. Che è una delle frasi E che questo è il mantra. è il mantra. Questo è il mantra, questo è sempre.
Testa da Dio, addirittura ho visto uno che aveva scritto sospetto. Signora, gli sta bene. A posto. Non hai neanche da fare fatica, No, dai, io dire. a posto, questo è il A posto. manda, ti sta da Dio. E anche quando che ti provi una camisa, che succede? Oh, ma se provi le camicie a proposito. Sai quante camicie chi si prova? Te diventi vabbè. matto con le camicie. Penso che purtroppo non ti posso dire che cioè, la camisa o va bene. La camisa va bene o non va bene, Ecco. tireremo, tagliamo qualche taglietta perché non si veda, perché così diventa taglia unica anche le nostre. Ma bisogna che si prova e te che dice perché che sta bene, anche se tira il bottone, che con 60 dopo il coppa quello davanti, sarà niente, no? Che parte del bottone il coppa. Sarà uno. ben così. Sarà problemi miei dopo. L'importante è che la compra. Esatto. Però che stasera bene. A proposito di me parte il bottone, quando che una te prova una roba e te vedi che sta, e ti domanda, ma sta stretta sta blusa? No, ti devo dire che sta bene perché dopo si ammorbidisce. Non so se è o a maglietta, però qualcosa si ammorbidisce, insomma. Una volta che ho detto una te lo giuro, che faccio? Signora, se a provare una maglia, non è che andava bene, che faccio? Ora fermo così, signora. Mi so qua anche a mercoledì prossimo. E nel frattempo va a correre tutta la settimana. Ma cosa che viene, te approvi. Devo vedere che te va bene. E un'altra di che frasi se che ti senti spesso fra i banchi se signora, questo è l'ultimo tocco, si ottoga perché dopo non ho cata più, questo qua è Falso. l'articolo che va via, va proprio a ruba. Falso, siccome la salsa di pomodoro al supermercato non finisce mai. Che sei sempre, cioè, Tite avendo l'ultima, settimana prossima la catta ancora perché è a carico. Ma sì. Ma dopo che gli altri che 15 ultime, tra l'altro. E sempre le ultime, ma che ne 15, è l'ultima. Sì. La settimana Rio, ma era l'ultima. Che se dai il cartello è sopra. l'ultima questa qua. Sì. Una delle robe che invece si vedeva una volta, adesso non credo non più ai marcai, che era il cartello non toccare. Cosa va il marcà? Non te puoi non toccare. Non esiste. Cioè, non no. toccare non esiste Cioè, proprio. penso so a frutta, sul pesce, non Sì, toccare, che perché roba è cibo. Sì, ok. ma solo l'abbigliamento non Ma esiste. sull'abbigliamento, sui casainghi, Non sulle esiste, robe, non non esiste. esiste il non toccare, perché se non te tocchi, non che sia soddisfazione andare al Diciamo marcà. Guarda che si muove e tende. Raga, che Dio sarà se Spettacolo. gaggio. Tela 1 chiusa. Vai. E invece che se un'altra roba che ho visto girando, specie sui marcati, quelli più grossi, ma magari quelli di paesetti piccoli, tipo Ciosa così, tante che se mare e fioia che arriva e che sia mare che decide. E sul banco? Sul banco. Ma no, cioè, sul come banco, non quelli che cliente? vende, è il cliente. Ah, beh. È il cliente madre Qua e che vuol dire figlia, Ale. dove che Adesso diva. Ma il cliente tipico Giosotto è a mare e a Fioia e qualche volta è a Nevoda. Sì, piccola. Così in treno e Beh, compra mai. piccola. che se la distanza è 10 anni, Sì, guarda che altra. sì, piccola. Adesso Adesso questo caso è una cattiveria. Però voglio dire, come che dice Diego, coi vie così. Arriva in tre e poi si ammette a via. Sì, non compra un non caso. compra niente. Perché No, a massa una delle bocche, tre non massa va bene. bocche che decide. Esatto, infatti che una delle questioni se qui viene mare e fioia e si mette a guardare la roba e fa questione fra 2 ore Finia. e finito, ti non ti viene niente. Cioè, Aspetta, è da me che vendo roba da uomo. Se lì a coppia, marito e moglie. Se che è comoda all'uomo, ma non che è comoda alla femmina, non puoi no, comprarla. non puoi comprarla. Non puoi Non comprarla, esiste. se no fa guerra. Se che è comoda alla femmina e all'uomo non è comoda, bisogna che sia tu lo stesso e mutuo anche. E invece d'amico via coppia e a femmina compra e l'uomo se fuori che a cena. Sì, Vuol dire basta sì, che andiamo via. vai che andiamo via. Basta che andiamo bene il spritz. E quei che ti arriva e guarda tutto e dopo ti dice passo dopo, vengo dopo. Che penso. Che cazzo che da pensare? Cosa pensi? Che cazzo pensi? Cioè, Si devo guardarla, Sì, perché cioè, fa pensare che te cioè, serve. che penso? Cosa pensi? Vuol dire andare in giro per il mercato e che ciao, studio pensare. E la gente che pensa, cioè, te vedi una cazzo maglietta, ti pensi piace, tu? comprati a. Bravo, se no non sta dopo mica io. No, infatti, no, vengo dopo. Faccio un giro, Faccio un vengo giro, dopo. sì. Hai fatto il giro, ti torni a casa dopo. Bravo, non ti torni più in giro. finia. E che altra roba che quando che ti fermi sui banchi se fammi ben, fammi puito. No, sta roba qua. Sta roba fa parte del passato. Sì. No, non ha nessun senso. Cioè, covago fare la spesa alla lì. Non che dico fammi ben. Covago Quello- fare benzina, non che dico fare ben. Cioè, quello paghiamo. Cioè, noi altri paghiamo le nostre tasse, l'IVA, tutto quello che vado io. Perché cosa Ma fate ben? paghi tutti? Sì. è un discorso che facciamo dopo. Cioè, nel senso, cioè, noi altri siamo un'attività come tante altre.
perché cosa fate bene? Perché fa parte della struttura del mercato antica, della tradizione, di una volta. Domandare. Chiedere. Esiste un cliente fidelizzato davvero? Cioè, si parla sempre della fidelizzazione del cliente, cioè quello che è fedele, che torna sempre, ogni settimana viene proprio perché te che ma esiste davvero un cliente che viene spesso? Sì. Mi penso che parlo per il mio articolo, che comunque se un'altra roba, mi clienti fidelizzati non ve ne ho, o comunque i vieni, però non periodicamente, comunque saltuariamente. Magari io stesso da me, però non è una roba settimanale o mensile. Cioè, non sei che si compra una camisa a settimana Esatto, uno, proprio, capisco? Però Cioè, secondo me su banchi più a Roma o che che torna. È ancora che torna, che magari va a vedere tutte le settimane cosa chi ha di nuovo, ecco così. Però che se clienti tipo noi che lavoriamo con i tedeschi, che se tedeschi che ogni estate ogni estate io di riva. Io di sacco va in ferie che va a camicia da Diego, a maglietta da me e... Che piace? Che piace, cioè sa chi si va bene, torna. Che sia una bella roba, voglio È dire. tanta soddisfazione. Sì, ti punta che comunque in Germania questa roba qua non esiste, sì che si appalta via. Cioè, Germania e Austria, marca che sono completamente le diversi. altre altre robe. Sì. Beh, mi ricordi marca che sei a Monaco, ti teccati tantissima roba da mangiare, ma roba da vestire non che esiste quasi. Ma perché neanche perché ne fa uso di roba da vestire e femmine se vestire come gli uomini. Una moda vedi tedesca, sì. teutonica, Sì, in particolare, ti dici vabbè, scarpa con strappo, grigio topo. Sì, e poi che cazzo, è tedesche che via al mercato. Che cazzo che hai detto zaino? È sempre Perché zaino. Perché calzaino? La bottiglia di acqua. E putei. E putei dappertutto. Tutti biondi. Questa è una domanda che vi fai ai clienti praticamente quotidianamente, che te faria voglia di andare in pensione, ti dici basta, cioè sempre la solita roba che mi domandai ogni giorno. Te ne arriva de 9. E la frase è stata te ne arriva de 9, ma se ho 60 colori, cosa sai che ti serve di nuovo? Questi Mi è successo a settembre di quest'anno, ho fatto il banchetto delle sciarpe. Mi anche metto bene, cioè, e se arriva una signora mi ha detto ghetto so che queste o te ne arriva anche dei più bei. No signora, adesso come sono fuori tutte quelle che fa da cagare. Settimana che viene metto fuori quelle bei. Pensa che a me mi succede che arriva il moroso qua suocera. Moroso, suocera. Cioè il moroso qua morosa, sì, e a suocera, a sua mamma dea, e il baruffa con sua madre dea. Neanche con sua morosa, con sua madre dea, vedi? Ottimo. Avevo mai avuto questione con qualche cliente? Questione, nel senso, non dico baruffa, un alterco fra uno e che altro, come dire, vago in conflitto. Non si fa ste robe, penso. Sì, ma dopo succede. Siamo molto accomodanti. Gli altri non hanno bisogno di gente che rompe i coglioni. Gli altri sappiamo che a vita scivoli via. Gli altri viviamo sereni, non abbiamo bisogno di ogni. posto. Siamo al mercato, siamo all'aria aperta, siamo al fresco, beviamo con una biretta con abbiamo voglia. Ma abbiamo bisogno di gente che viene rompe i coglioni. No. Sì, non picoglioni. Li mandiamo via. Noi mandiamo via. Che dicevo. Guarda che se il banco in parte, non passa subito agli altri. Non mi è successo qualche volta, insomma. Tipo mi effetto da 29-28, ma poi €1 devi andare. Cioè, e cosa ti cambia? Cosa ti cambia €1? No, Cioè, cosa ti cambia? Ti cosa cambia? Cioè €1. Così è difficile cercare di convincere qualcuno a comprare una roba che non vuoi. Cioè che vuoi tattica, che vuoi arte, cioè non convincerlo, ma fai capire che è roba che anche che noi cercava magari, è una roba interessante. È lo stesso discorso di comprare, è lo stesso discorso di esperienza. Però posso dirti che rispetto a Migo Takà 20 anni fa era molto più facile a dare qualcosa che noi voleva. Adesso negli ultimi anni è molto più difficile. Cioè, tanti anni fa che c'era tanta roba, cioè tanta richiesta e poca roba. Adesso che c'è tantissima roba e la richiesta è sempre quella. Adesso insomma uno cade tutto, cioè sì, e a me che sei ovunque, che abbiamo case piene di roba, che abbiamo l'online, che abbiamo le botteghe, che abbiamo i centri commerciali, cioè
proposta di roba che ne è finché te vuoi. Sì che è difficile uno convince a che piace un paio di braghette che deve più. Una volta è più facile. E se uno compra e dopo te apporta in Drio e se vede palesemente che la ha portata roba, perché non sei come l'Ikea dopo la toia e dopo una settimana che ho fatto il cenone del Capodanno No, ti apporto in vaffanculo. Drio col cazzo. La Cioè, legge dice questo. La legge dice che a malciusata meno a tu in Dio. So obbligato a cambiartela nel momento in cui cioè in teoria non sei neanche obbligato a cambiartela perché avendo i camerini dentro ti te che è più suo provatela. Cioè se a te va bene, se un piacere che te faccio commercialmente te a cambio. sì. Se in realtà che c'è un difetto di fabbrica mi te a cambio, punto Sì. chiuso, te do anche i soldi, non che c'è problemi. Ma se te compri AS e con te vai a casa te capisci che te hai bisogno di AM, ma se cassi tu, Però te ti hai devi svegliare portato. prima. Se te hai provato te tieni. Ok. Cioè, Cioè- spusa del detersivo, te alligo sua coppa. Si espulsa dal detersivo. vuol Dopo dire- che c'è momenti che te hai il banco pieno decente, e che parla te una si dio a via, lavorare piuttosto di una che ti spacca i coglioni dentro, ciappate a cambio a posto. Fine del discorso. No, die. Sì. Facciamo una piccola rubrica, si restavi altri due, ma Ale è partito a servire al banco adesso. Vede Dopo, tutte le destre, dopo Ale, chiamiamo- tutte le destre. lo chiamiamo però. Facciamo una piccola rubrica che si chiama Quante parole conosci, che è una rubrica che faccio spesso durante il podcast, anzi l'ho sempre fatta in tutte le puntate e è fondamentale per capire perché qua se troviamo in Veneto che abbiamo una nostra maniera di parlare, che abbiamo un nostro slang anche se voi, ma che abbiamo anche parole particolari che non si somiglia neanche a un fia all'italiano. Quindi vi avevo fatto una lista di parole Vai. in Veneto e vi altri cercate di tradurmi in italiano però. Ah, che ma parla italiano adesso? Adesso ti queda tradurmi a Settesibon in italiano. Ma Vediamo se c'è fermo una corrispondenza. insieme o una No, a testa? Disi quello che vuoi. Chi No. che risponde per primo o va No. a qualche altro? Ah, voluto venire qua un attimo. Te che è una cliente, va bene, non importa. È timido, è timido. Vai, vai, vai. Non vorrei mai che il te ciavasse e savate e che non sia una bella roba. Allora, rubrica. Quante parole conosci? Magna desmentega. Cosa vuol dire? Magna e desmentega. Allora qua, Ale. Siamo di fare fa un breve Ale, siamo riassunto. di fare una rubrica. Un attimo che adesso una parentesi. Sì. E il mio motto è sempre stato 1 a 5, 3 a 15 in offerta. Dai. Avanti questo. Dai che devo. 1 a 5 3 a 15 in offerta. Mi raccomando. E ora questa è la rubrica di capire le parole di dialetto e tradurle in italiano. Esatto. E Vai. la parola è magna e desmentega. Cosa vuol dire magna e desmentega? Amici mediero e contadini, ste qua, no, È il cittadino io. Magna e desmentega se fa e mette in parte. Vuol dire sei una persona di poca memoria. Cioè magna e desmentega sei uno che fa e robe. Ok, se è vero, se è Stasera vero. domande decisate Sì, te che dillo in Esatto. italiano. Sì, giusto. È una persona di poca memoria. Sì. Un magna e desmentega sei una persona Se è di poca vero, memoria. se è vero, se è Avevi vero. capito il mood Sì, di sta sì, sta dai, rubrica, dai. ok. Cosa sei un magna gatti? Vicentino. Beh, questo qua non viene neanche a dubbio. E qui devo dire più particolare, magari a Seveccia come parola, sei un magnamocoi. Uno che dorme. Questo ringraziamo Ale perché Cos'è un magnamocoi? Ciucianasi. Non ciucianasi. Ciucianasi. Sì, materialmente un magnamocoi è quello che sì. basò. Ma in realtà il magnamocoi vuol dire bigotto, perché il magnamocoi è quello, i mocoi era il candè una volta, quindi era incesa, quindi era il bigotto che va incesa. Pensavo che Ah, fosse ok. il muco Ah, nasale. tipo Il un coso. mocoio è il muco nasale. Tipo per te dici un basabanchi. Un basabanchi, Ah, boh. bravo. Ma questo è Cesarioi, Basabanchi. Cosa è un magnabori? Mai sentito. Mai sentito? Un magnabori è un spendaccione. Ah, no, mai sentito. Un ciosotto? Ciosotti siamo abbastanza su che livello è. No, i giosotti si gode Noi a vita, marinati. c'è un'altra roba. Noi marinati. Noi ciosotti, noi marinati. Sono fermo confusione. Non possiamo unire due robe che non si può Come unire. dire Vescovana e... Eh, vivo. E avanti. cosa sei un magnapreti? Madonna, ma che domande difficili. Qua si Magna tratta preti. tutto di magnare Eh. adesso. Magna preti. Cos'è un magnapreti? E voi cuffie come mai Come buongiorno, cuffia. Ma dimmi un tino ho Ti- idea. È il magnapreti è l'anticlericale. È Ah, il quello che sta magnapreti. sui coglioni. Quello che sta accesa. sui coglioni accesa, eccetera, Ah. è il magnapreti è l'anticlericale. che Samuccia diversi che ne Samuccia Che ne è. E il magnapan
non è in accezione negativa, è il magnapan, se chi? Chiamo l'aiuto da casa. Aiuto da casa, pronto? Chi si sto? Noardio, Coltolina. E il Padova. Il magnapan. Il magnapan è il fannullone. Quello che sì. è il magnapan vuol dire quello che se magna, proprio materialmente il magnapan è quello che magna a UFO, che magna a scrocco. Quindi il fannullone. È il parassita, per capire. Parassita. È il magnapan. Quasi tutta una magnaria. Cosa vuol dire magnaria? Ah, sei un magna, cioè che è a magnaria, se Sei qui che mangi più di altri a sbafo. sì, un coso, un approfittarsene. Gli approfittatori, Gli approfittatori. qui che se ne è a magnaria. Sì. Ma è a magnaria se è un reato a magnaria. È il governo. È il governo. È il governo chiuso. E se è un reato, se è il peculato, il magnaria. sì. Ok, a concussione, l'imbroglio, tutte che robe. Questo è un magnaretto. Cosa è un magnaretto? Un mangiare chic. È un manicaretto. Sì, un mangiare chic. Qua. E poi finire cosa sia un magnaputei? Un comunista. Questo sapeva tutti. Che lo sapeva tutti. È dritto. Il toro, Ma questo è sì, il che toro. se- Gli ha risposto in 03. Però anche il magnaputei potrebbe dire anche tomare magnaputei che è un'altra roba che vuol dire tomare buchinare, roba del genere. Magnaputei. Che è un altro modo di dire. Ma che abbiamo qua un esemplare classico di cliente che adesso vuole venire qua a dire anche lui la sua. No. Come pare Se la sentà e là resta adesso. Ascolta, ma resta là. Andiamo col tavolino là. No. E poi viene a capire sotto se vuoi. Parliamo un attimo dei rapporti con gli altri colleghi del lavoro, gli altri anali. venditori, gli Tutti altri del rapporti mercato. anali. Tutti i Esatto. rapporti anali. Rapporti Sì, anali, sì. sì, tutta una inculata praticamente. No, che rapporti che se Ah no, c'ha più in mezzo anche il Pakistan. No, meglio che lasci stare. perché qui abbiamo un pakistano, dice meglio lasciare stare, però anche lui No, ho è detto ambulante. meglio. Anche io sono ambulante a far parte del mercato. Però voglio poi ti avvicinate un attimo. Vieni qua un secondo. Vieni un secondo. Almeno il nome. Almeno il nome. dai. Vieni qua un secondo, dai. Dai, No, adesso mi Anche dite voi giù. Facciamo come le biciclette. Dai, sta buono. anche voi Vieni fate qua. parte del mercato. Anche voi fate parte. Tu parli italiano o parli padovano? Io non parlo né italiano né padovano. La mia lingua solo. Parli in inglese. Nessuna lingua che parlo solo la Urdu. Urdu, ok, vabbè. Però io non parlo Urdu, quindi no, mi insegni. No, posso farti una domanda? Tu cosa vendi? Abbigliamento. Abbigliamento uomo o donna? Stock da donna. Cosa vuol dire stock da donna? Stock, rimanenze di negozio. È la roba bella, firmata. Ok, roba di valore, cioè quindi parti con prezzi un po' alti. Sì, ok. Io che trovare il sistema. Lui è il sindaco? Alberto sì che è un sindaco. Sì, ha la bella... Alberto. Vedi? No, lui è Basta, bravo, metti è la bravo sua foto lui. là dentro, sai? Così si vedono, si conoscono tutti gli ambulanti. È vero o no? Da quanti anni è che sei qua a Padova? 3 anni. 3 anni e parli già in italiano? 3 anni con mercato di Padova. Ormai ho 20 anni qua in Italia. Sì. Per quello che io se hai imparato italiano, tu adesso impari la Urdu. Però noi non parliamo in italiano di solito, parliamo veneto. Esatto. Tu sai qualche parola di veneto? Figa. Sì, figa. È caso. Sì, infatti. Sprisapro, sì. Sì, Sprisapro, Padova, sì. Cos'è? Skate? Cioè, perché fondamentale. quando che ti fai l'ambulante, sì. Figa, Aperol Aperol e e Skate. Skate. E qua che vi do grazie. Il nome, scusa, Tatla. Tatala. Come Atala e biciclette? Tatala. Ah no, Atala. Che vuoi sbagliare? Torino Ancona, Livorno Ancona. Tatala. Ok. Talpa è ora. No, Tatala. Guarda che Ma non ha. hai detto Livorno? Tatala, vieni un secondo. Sai che i cinesi danno sempre i nomi italiani? Tipo Mario, Franco, Augusto. Tu hai un nome italiano anche? Solo Tatla.
Solo Tata, tutti chiamano così. Non ti hanno dato un nome italiano, tipo Marco? Non voglio, solo Tatala. Hai ragione, sono d'accordo, giusto. Ognuno deve avere il nome, il diritto al nome è fondamentale. Grazie. È uno di noi. Sì, È Gadeoio che cosa come macchina mia. È Gadeoio de oro. Dal Pakistan con furore. Allora, ieri motivo parlare dei rapporti, appunto, come che si diceva con altri colleghi di altri banchi. E una delle domande che voglio fare subito è: mi scamba a pissare? Guardami un attimo il banco. Se fa ste robe. Ho un aneddoto da dire. Conta. Che è successo proprio a dicembre di sto anno. Che mio amico Alberto e lei andò a casa perché non so, va a casa. Come mettosa va in bar a mangiare, fare quello che ha a fare in bar, mettendo il banco. Sì, Alberto, ma mi sono da solo. Praticamente mi ero da solo e ho tenuto due banchi su un colpo. Questa partita se. Beh, se c'è problemi grossi uno. Questo se no, vabbè, no, non era problemi. Partite se può darsi una mano, se fa tutto. Tendiamo anche a 5 banchi in altri, non c'è problemi, siamo nati qua. Che sei uno dei vecchi del Marcà che sa tutti i petegoesi e storie di tutti, che resiste ancora, che ha 40 anni, che ti vedi che sei 40 anni, che sei qua, che conosce tutti. Te ne è 30 comunque Alberto de Marcà. Sì. Ma uno ancora più vecchio di te che sei qua. Parti dal fatto che il Marcà sa tutto di tutti. Uno che sei qua. Di tutti. Se sa tutto di tutti. Dopo che c'è anche i più vecchi che vuoi anche salire una pagina più libro. Però sa tutto di tutti. È anche bello. Che è il patto positivo e il lato negativo. Dell'andasso del Marcà. È sempre stato. Fa parte del pacchetto. Sì, fa parte del pacchetto. Che c'è ancora gente che pissa a radio nei banchi? Oppure no? Sì, che ma musica. Musica, ma adesso qua non sento tanto. Abbiamo Spotify, a pagamento anche. Ma quello che era qua. No, con pubblicità. Paghiamo anche tasse su quello della SIAE. Sì. Per fare la musica di diffusione. Per fare la musica di diffusione, sì. Perché no, passando non sai che ti senti tanta musica, no? Me ne solo mandavo sta roba. Perché qua a Padova i vigili rompe scatole. I vigili dopo fai coglioni per i volumi. Parliamo di che roba dopo, perché i rapporti con i ori so che da paese a paese cambia, certo. da persona a persona ovviamente, che c'è sempre quello che, insomma. Un'altra roba che è bella del Marcà, e ho potuto sperimentare stamattina, è quello che a una certa ora te bevete qualcosa, te mangiate qualcosa. Non so se te ha accorto. Sì, ho accorto che non è a una certa ora, spesso. Sempre. Praticamente, essendo delle volte che sei banchi che ti si in do, qualcuno sei anche in 3, anche in 4, dipende quando grande che sei. E cioè ti dai il cambio, ti giri e uno va a beversi una roba, un altro va a farsi a pissare, va a mangiarsi il panino, un altro cioè che c'è tanto, come dire, comunea fra gli altri che vi conosci tutti. Ma guarda che c'è situazioni in cui se taglia i salami, che c'è situazioni in cui se fai i risotti, che c'è robe. Sì, ho fatto anche i risotti. Ho fatto i risotti. D'inverno i coeghini sui coeghini, d'inverno con i pegnate. Dovrete mezzo dei coeghini. Insomma, cerchiamo di giocare, siamo al Marcà. Siamo stati qua dalle 6 della mattina alle 7 della sera. E uno di che robe che mi domandavo una volta, andavo al Marcà e mia mamma diceva vada al Pegnataro. Adesso che sei alcuni banchi che sei quasi sparì, che sei più rari, più. Il Pegnataro non esiste più. Il Pegnataro? Uno, due. Sì, uno, due. Che vende pegnate. Tutto il Padova. Il Pegnataro non esiste. Cioè, ovviamente, come tutti i settori, che c'è settori che decade. Sì, no, è vero. Sì, come tutto il mondo, penso che c'è settori che decade, che se magari che c'è meno proposta e di conseguenza. Ma una volta durante anche d'inverno che era il Folparo, quello di Bovoetti, anche al Marcà. No, qua dentro in Prato, adesso siamo in Prato, non c'è consentito il settore alimentare. Ok. Proprio non esiste. In altri mercati sì, però che in altri mercati, su quei turistici, che c'è anche i banchetti che fai i panini, tipo. Sì. So altri che c'è il banco della frutta, il banco della verdura, che roba ha, il formagliato, che roba ha. Qua non c'è consentito. Una roba che invece penso che non si può dire, ma diciamo lo stesso. Quando che te sai che uno guarda le femmine e te sai che piace guardare le femmine, ma che ha femmine in banco. Te dovevi parlare con uno che se andava via. E se uno che era uno che cioè che se sta roba
sacco di donne qua. No, passa un sacco di figa. Passa un No, sacco di inutile figa, che vabbè. sia contento. Che sei con donne. Ma passa un Beh, sacco di donne, figa. brutte donne, Davvero? così così. Sì, Sai sì. che sono mica Ma quando hai che la vista? passa? Sì, fa finta di niente. Sai che sono mica quando che la passa? Passa un sacco di figa. Ma sta roba che sia un fiato gossip del tipo corni, roba del genere, che non si può dire. Alberto te che domandi Dio. Proprio Alberto. Diciamo che è uno dei nostri problemi più grossi. Succede Un fia caldo, un fia freddo. Un via caldo, un via freddo. tanto tempo Qua che sta succede di insieme. tutto. A volte capita che anche gli ammortizzatori del camion bisogna cambiarli più di spesso. Ecco. una volta mi ricordo che ieri i camerini che te andavi al markup a vedere se ti riuscivi a guardare dentro, vedevamo bocce. Adesso non si sa neanche più i tedeschi. No, adesso che sei. si Adesso cambia. sei molto più emancipate. Si cambia direttamente, si Sì, snuda sì, e si cambia, sì, se vuole. sì, sì. Senza camerini quasi. Sì, sì. Non va bene così. Non fa partire. Non fa partire. No, Va bene. Va bene. Io sono nomi vi altri che ben frequentiamo, ma Beh, tutti che ha il cognome. tutti che hanno un cognome. Cioè, Ale dei scarpe. Dei scarpe, Dei Ale, scarpe sì. del cognome. Silvia dei tappeti Silvia. Diego dei camicie Silvia. Alberto Mi Motta pare- Daniela ancora dai banchi da me pare. Dea Daniela. Tutti Alberto si conoscono. Dea Daniela. Alberto Dea Daniela. Cioè, tutti si conoscono così. Mi pare il medioevo, Così, in base come no, a in quello che base te vendi. a quello che te vendi te cambia il Esatto. nome. Ovviamente Cinzio dei cinture, cioè Che sei ancora il banco delle cinture, sì. certo, è più di uno. Non Funziona l'avevo neanche tanto. visto. Cinture e portafogli, Cinture Taccuini. pelletteria. pelletteria. Taccuini. Tipicamente Giosotto. Tabella numero 14. Tabella numero 14. Ex tabella numero 14. Ex tabella numero 14. Perché una volta che avevamo le tabelle, adesso invece sei alimentare e non alimentare. Ok, sono due settori, Sì. uno che altro. E parliamo di una roba ostica e dopo andiamo in chiusura perché Vai. faccio un par di domande ostiche. Qua, non li ho visti passare, però so che passa i vigili all'interno del marcà Certo. e ti vedi con sta cartetta che viene avanti, vi viene l'ansia quando li vedi oppure è normale? Dipende, sentitesi in regola. in regola, non te che niente da temere. E per quello che ho paura E per sempre quello qui che passa. tutti paura. Te via un piede di ansia quindi arriva avanti. E No, ora, vabbè, no. posso dirti. Andiamo avanti, sotto se giremo E verso il ora, camion. Che sei mercati, società tipo queste, che vabbè, ma dopo anche a Iodi fa parte cioè fa parte Fa del parte- mercato, cioè. Allora, mi ti dico una roba che mi ha un fiato commosso. Al mercato di Chioggia, quando che si mancava mio papà, ha detto, i vigili, no gli ambulanti, i vigili che ha tolto una cesta di fiori e che ha messo sul banco nostro. Ah, che bello. Cioè, i vigili, no cioè, vuol dire che anche Iodi fa parte alla fine del gioco. del gioco. Ovvio che quando chi vince mai, i viene un po' di coglioni, ma se ti veo mai notizie, se tra noi altri andiamo d'accordo, Iodi non ha motivo di venire da un po' di coglioni. Ovvio che se mi diciamo perché Diego c'è da parte mia, io dei diva. Ma se noi altri andiamo d'accordo tutti quanti, ti vedi arrivare Non avanti capito? con sta cartetta, no? E io mi va, so un cliente e vedo sempre chi arriva con sta cartetta. te vedi gli ambulanti con gli occhi bassi. Esatto. Si gira verso il camion. Guarda, mattonea per terra. Sì, a posto. dai. cosa che sei? Sì, No, ma ti domandi, ma cosa sei che si io domandare che chi sei tutti quanti così con la testa bassa? Cioè, cosa sei chi fa il terzo grado? Cosa sei chi vi No, domanda? non ti fa niente. Alla No. fine fai. I vi domanda cosa? I mi domanda e presenze. Cosa vuol dire presenza? Entrata uscita. A che ora che ti arrivi, che ora ti Tipo via? noi altri potremmo entrare. Dopo però non potremo uscire fino alle 7. Se te esci prima delle 7 ti mette una sensa come se non ti fossi mai venuto. Ok, Ti dà diritto a 16 assenze e dopodiché ti perde il posto. ok. Io li E... contrasto roba qua. Ma guardi anche le misure se te stai dentro, che robe ha oppure no? Queste te lanci da solo con i tuoi colleghi? Ciao, te che da stare sui tuoi segni. Ok. Se te sfodi e il tuo collega non ti dice niente, non muore nessuno. non muore Non nessuno. muore nessuno. Se invece te sfodi e il tuo collega che gira i coglioni e chiami i vigi, e ora intervieni. Però dopo quello che al devo puntare, però... E l'è molto. E l'è morto. Cioè, non ti chiami i vigi, E dai. l'è morto. Se Cioè, rangiamo fra degli altri... non chiamare i vigi, se è il mantra.
Vuol dire non Vigi- creare problemi. Vigi Bravo. non ci amiamo mai. Non si chiama mai. Quello che chiama il Vigie è una merda. È finito. È una merda, è sfigata. Sì, c'è una roba che non si fa. Non si chiama i Vigie. Esatto. Cioè, dimmi, ci temiamo le robe. E tipo e tasse, una volta si chiamava TOSAP a occupazione sulla sì. pubblico, Tosap, adesso siamo esiste. ancora Tosap. Sì, ancora la TOSAP. Sì. Sì. Cosa che sei adesso? No, che- sì, che ha fatto tutto una. Adesso è fatto tutto una. una, sì. Sì. Vabbè, comunque, se i vigi che discoteca roba, No, no, via a pagare no. prima. Addirittura prima gli era il comune, adesso se dite private, adesso c'è l'Abaco. Adesso c'è l'Abaco, c'è una ditta privata che ritira il plateatico e immondizie. E se paga Tantali. annualmente o se paga Annualmente. annualmente? Annualmente. Se dopo te fai assenza, eccetera, te Sky in No, presenza no, oppure no, no? no, no, Se è no. fisso. Casi Chi te tu, paghi? sei fisso. Se è fisso in base ai metri quadri In base ai metri quadri che te occupi. che te versi. Nel caso del Prato della Valle te paghi anche a boeta di accorrente. Perché io ricordo Perché che abbiamo i coronine di accorrente, sì. ah, qua che sei colonnina a corrente. Sì. Ok. E non per questo si può fare il podcast. Esatto, siamo di fare un podcast con una colonnina del comune di Padova. De Padova. Ciucciaghi a corrente del comune di Padova. E a Ah, pagare. paghevo gli altri, pagare, non so io, pagare. non Ah, faccio niente, no. Quando che arriva uno nuovo nel mercato, perché è sempre presente che vai, che Certo. viene, ovviamente. Gavi andare a fare qualche test o cosa, oppure sei io che si Ah, lo presenta? potremmo in bar, se Potremmo il test in se bar, portarlo in lo bar. sistemiamo subito. Con l'IVA in bar, se vediamo se il colpo No, guarda, fermo- se regge il colpo. Aspetta, fermo conto che mi so quello nuovo. Sì. Ciao ragazzi, mi bara. Allora, Nico, quello Vendo- che arriva prima, Eh. se quello nuovo. E Ok. lei arriva Secondo me. Nico, il toso giovane. E pare che se sia arriva- ambientato. Sì, 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 sì. Prima roba come portai in bar. Lo portai in Esatto, bar, sì. No, ma guarda- se garetto i 5 americani e poteva, Ragazzi, poteva stare marcato. mi vendo calzetti, so qua nuovo, Goberto. Se te vendi i calzetti te vogliamo tutti bene perché non ti queda un picoglione a nessuno. Però mi so stemio. Ragazzi, Che sei nato il gruppo di ambulanti Che con cui te puoi andare in bar. che sei Là in islamici. fondo, gli altri te vieni con i pakistani. Con i pakistani. Voi rifiutate di bere se te vieni con gli altri. No, no. Così è un rifiuto. Ah, o ok. te bevi o te bevi. Sì. Se no te vieni con qualcun altro. Poi... Sì, devo capire. Che sei comunque vigi simpatici che viene e che non vi rompi i coglioni. Quasi tutti. Dai, Quasi tutti. se cambiamo Sinceramente, no? Sì, perché non sei come quando chi te fa in macchina qua. a fine Quasi io diverso, ripeto- il Cioè, ti rapporto. vedi tutti i giorni. Anche perché ti vedi tutte le settimane e neanche io non vuoi crearsi nemici alla fine. Se poi te ma accontenti. a multa chi si chi fa ora? Per che motivo potrei farti una multa a un Ma vigi? qua- Ma molte noi che ne fa praticamente Non ne mai. fa praticamente mai. i Senti, vi se fuori- raccomandasse che ti rispetti le regole in poche Certo, parole. Esatto, certo. esatto. Si arriva fate a multa, vuol dire che proprio Perché avere te fissa che fuori avere dal fissa vaso, fuori dal vaso. ma veramente Sì. tanto. Anche perché prima te lo dice 1, 2, 3 volte e dopo Era di sentir il mona, capito? parliamo di multe da migliaia di euro comunque. Ah. Sì, cioè quando che te sfodi dei posti parliamo di migliaia di euro. Non credo che multa. sia il caso di fare il che mona. quando te lo dice una volta te rientri. Quindi io ti raccomando, rispetta le regole, rispetta il tuo collega che te in Bravo, parte, bravo. fai carte, vediamo sta che pagare a roba L'importante è annuale, che te eccetera. paghi tutte le tue robe. Che ti si E poi rileva. passa avanti. Poi passa avanti. Ma come che c'è giusto? Ultima domanda, sempre a riguardo i vigi. Su dove vai? Sei passato dentro il banco. Posto. Scarpe della Lidl. Scarpe della Lidl. Che cosa? Ottimo. 500 euro? Cazzo, te vendi, guardate, c'è il muggio, ok? Passano un pakistano con le scarpe della Oh. E dovessi fare una raccomandazione ai comuni, non uno dove che facevi marcare, ma in generale ai comuni. Cos'è che dovresti fare il comune per migliorare il vostro lavoro? Come attività, diciamo, per promuovere il marcato? Perché, diciamo la verità, i commercianti nei paesi, i comuni che tieni, che sia il commercio, le botteghe, eccetera, ma il marcato che tieni tanto quanto ai commercianti dei paesi? Se una categoria un fiattite serie B o se te non devo votare, quindi degli altri ne cade bisogno perché non devo bravo, votare. volevo arrivare a che roba è Parti non da ti sia sto- un bacino di voti forse. Parti da sto presupposto qua. Dopo gli altri possiamo fare un sacco di proposte, ma dopo che ne vi accetta praticamente niente. Mai, perché anche a me te dico proprio poco tempo fa che ho fatto una proposta al comune di Legnaro
e dopo ti aggira, non ti aggira, alla fine io dico che bisogna dei voti e i voti chi dà chi che si è fisso Che se all'egnaro, ha. no? Chi che compra nei botteghe che se ha. Però sì, che se qualche comune che ti aiuta. Cosa c'è che si potrebbe fare? Però Una proposta. se è una. anche vero che il mercato vivacizza il centro. Adesso mi capita di venire qua in Prato che se ho qua da 30 anni, il sabato se piena gente, i locali sono tutti pieni, i bar sono tutti pieni. Se te vieni qua del giovedì in Prato non c'è nessuno, Quindi se è gente Cioè- del mercato che dopo va nei bar, che va nei ristoranti, va nei... la gente del mercato chiama utenza, Anche i i clienti. clienti del chiama mercato. clientela, va in bagno, E consuma. va, consuma, va a pranzo, fa tutte le sue robe. Parcheggia, fa il parcheggia boario. e fa tutto. Secondo me i comuni dovrebbero gestire meglio l'impatto del mercato come gestione, come decoro. Quello sì. Un decoro strutturale, cioè un più serio, più fisso, tipo tutti quei tende del stesso colore. Ok, una roba tutto- strutturale che abbia un decoro comune. Un decoro comune. Quello secondo me Si bisognerebbe caratterizza farlo. parecchio, tipo quando che t'aveva a Caorle, che sei tutte le case colorate, Bravo. belle, uguali, eccetera, Che sia e si fa il marcai che hai tende di compagni. un decoro del mercato, secondo me sarebbe una roba giusta. Saresti in grado di farlo? Il comune? No, come gambuanti. Ma sicuramente gli ambulanti che sono caro che il mercato vada in meglio. Ah, ok. Non è caro che l'ambulante che il mercato vada in peso. Sì. Gli ambulanti stite che dici di fare una roba per il mercato e fa perché c'è il nostro lavoro. Se C'è il conviene. nostro lavoro, mi conviene gli altri, non c'è santi. E dopo che abbiamo una grossa problematica che è il riciclo generazionale. Questo è il punto più enorme. Era qua entriamo veramente in chiusura del podcast Sì. che mamma, papà, voglio andare a fare il marcato. Magari. Se te si fiò d'arte come di caso tuo, caso vostro, e penso che il papà e la mamma sia contenti della No, roba. papà e mamma non mi hanno decisione. Scegliere. soprattutto il papà. Non mi ha fatto Che dico, scegliere. quello che da fare. Però posso dirti una roba, che se tanti tosati giovani, anche da 20 Ah, anni, Nico 23, qua. 25 anni, Sennate qua. sapesse che bello che se fare il marcato, va bene, a se sta al lato economico, ma comunque che bella vita che ha se, sai che io faria in tanti. Ma sai Se che tanti perché- del marcato dice che è una vita di merda? Perché non acciappano nel modo giusto, ragazzi? Bisogna acciapparlo nel modo giusto e il marcato. Certo, poi tutta la vita. E adesso il marcato, parlo con gente della mia età, ma te svegli alle 4:30. No, mi sveglio alle 6:30. Cioè, che se siete che va a fare altri lavori che si sveglia un'ora prima di me. Sì. Alle 2:30 ho finito. Vado a comprare, chiedo 3 volte. Cioè, è un lavoro molto semplice. Molto complesso, ma molto semplice. Nel senso che sei basilare e robe che ti impari subito. Te impari e con te impara dopo non. Magari ti impari a avere a che fare con i clienti, comunque ti devi avere il savoir-faire. E mi dispiace veramente sta roba qua che la gente non sappia quanto bello e fra virgolette facile che sia fare sto lavoro qua. Magari mi che sono nato e per me è facile per quello Ok. e non dico di no. Però è un lavoro che Quindi tua mamma e tua padre che gli ha dato base in fronte, va a fare il marcato, sì, bravo. mi ha passato sì, subito. A parte da stare nella casa piena di camicie. Esatto. Dite che Cioè, sopra come mi ha- dite che ha fatto una giornata con noi altri oggi. Sì. Cioè qua siamo in amicizia, siamo in tranquillità e siamo padroni della nostro nostra tempo. vita, del nostro tempo. Oggi mi godito è Tose che lavora, che una se mia mamma è Tose che lavora con me, e Tose che lavora con me, allora che mi tolgo d'ore perché viene da ok, non che c'è problemi. Tu capito? Cioè, Io a salvo anche vodo invece. Certo, assolutamente. Io a salvo anche vodo, ho scritto self-service, ma so qua lo stesso. Cioè, a noi altri mi piace dire che tanta gente da 20, 25 capisse. Anche perché faria i banchi più belli. E perché anche dopo i sei giovani. Sì, tutto viene a dire l'infa nuova, idee nuove e economicamente che se scheda c'è pare, inutile che ci accontemo. Qua scheda c'è pare che ne sa. E il marcato tira ancora. Il mercato tira, che il mercato di Prato della Valle mi pare che faccia 7-8 mila presenze al sabato, Cioè, Gente che gira. vuol dire che davanti al tuo bancarea passa 6-7 mila persone. Dopo stati, Quando mai una bottega può fare una roba del genere? non esiste. E la differenza della bottega c'è che a bottega la gente ti bisogna che ti apporti. Qua a bottega la gente ti passa davanti. Sta a ti vende che un calcetto da €1 o una giacca da €30. Dite che deve essere bravo dopo. fare il tuo Certo, lavoro. assolutamente. E reperire la roba giusta. Esatto. Magari venisse giovani. Esatto. Sì. E
è il futuro No, che altri siamo vecchi, No, ma Però- giovani nel senso che generazione che si ricicla più velocemente magari, sì. perché dopo magari resta Perché- fa 20 anni che non arriva nessuno di nuovo magari e non sai bene. Beh, c'è tanto adesso. Adesso è a nuova generation e Tatla. E i Capito? tosi pakistani. Non puoi venire un Pakistan davanti da 20 anni, 23 anni, qui che ho davanti mi adesso che ha 23 anni, e un toso Ma c'ha Pischei? che c'ha Pasquei, tanti, e un toso da 23 anni italiano che andare, non so, fare qualsiasi altro lavoro per fare i 700 euro. Cioè, non ha Sì. nessun senso sta roba qua, secondo me. Sì. Cioè, i pakistani parliamo di imprenditori da 25 anni. Ma che ciappa? Skei? No, che viene qua. Che gira col merce. Gatto capio, Ok, gatto ok, capio. cap- Sì, Come che si dice qua negli altri, Però il i merce fame. vuol dire che si arriva. mi danno i fame. I Sì. nostri non ha fame. Forse che ha il culo caldo. Sì. È che il culo massa sì, caldo, non sì, che fa muovere il culo. sì, Vabbè, sì, questo sì. è un piccolo problema È un che problema avremo- sociale, penso. Sì, sì, normalissima roba. Sì, sì. Che Però cioè, noi altri sta roba qua mi pesa perché così vediamo il nostro lavoro che va. che va a rotoli. Che va in per dire- figa. Sì, va in figa, sì. va a Beato rotoli, io. no, va in figa. Sì. Così. Facciamo una chiusura. Ogni marca ha un personaggio del marca. Nel senso che se o il banco particolare o quello che arriva al mercato particolare, qua che ne è venuto uno prima. A Stefano, l'arabo. personaggio Questo è un di- super personaggio. Il personaggio che arriva e te fai una ridata, magari Certo. passa per i banchi, te fai una ridata insieme con uno, con che altro, eccetera. Ma che alla fine si fa, fra virgolette, una mascotte, ma anche un momento di ilarità. Di ilarità. Esatto, di divertimento, eccetera. Che ne siano capite uno delle volte. Tutti i marcai. Tutti i marcai e tutti i tanti, marcai e tanti. Devo dire che un personaggio, se Matteo Malimpensa, e spero che ascolta sto podcast, che è il suo cugino Diego, io, oltre ad essere un personaggio, io se un bacino di sta gente qua. Esatto. Ti attira! Ti te davi sul banco No, suo. io sono una busa. Sì, ti casca tutti là. ti casca, Ti noi tutti a là. dire, Ecco, io che va al banco suo, ti davi da io, e tutti i tipi là strambi che venivano, e arrivavano tutti da Matteo. Che bello. Sì. Una busa. Una busa. Un giorno moriremo tutti, Un giorno moriremo Eh. tutti, però dovessi farvi scrivere una frase da marca sulla tomba. Cosa c'è che ti faresti scrivere sulla tomba? Pensi che ben, perché Sul posto del canton lavora anche il coglione. Giusto. Quindi voglio il posto dell'angolo in Il cimitero. cimitero, idem, non posso dire. sul posto del Del canton, canton, c'ha Pasquale anche un coglione. perché vuol dire Perché che quando che ti te vai in cimitero e te vedi il posto di angolo, un fiafora, sei una buona. Se sei un'ambulante perché il posto dell'angolo per stare fuori del mezzo metro, vedo capito. benissimo. Ragazzi, vi ringrazio, vi No, no. ringrazio No, gli altri due che grazie. siete Solo stati per a- una biretta. anche Grazie. a nome del Hai bevuto una biretta non dico adesso? neanche, sì, bevo una Ah, biretta, dai. è a quarta però la bevo. E ringrazio anche il Toso della Vescovana, Poreto, Matteo, Mare- Nico e Ale. e Nico e Ale che si andai adesso a lavorare al banco, e ringrazio vi altri che si restai alla fine. Dai Aria, puntata numero 31. Ringrazio Thank i you. sponsor che non ho mai avuto durante tutte queste 30 puntate, quindi grazie al caso ai sponsor. E va benissimo così, perché gli altri che sia i sponsor, che sia i sponsor, roba fermo lo stesso. Bravo. E te saluto. Vado. Dai Aria. Grazie a te, Erma. Ciao, grazie. Ciao.